Il governo ancora al lavoro sul decreto rilancio, stallo nella maggioranza sui migranti, allarme dei sindaci, senza risorse rischiamo i rifiuti in strada. Il guardasigilli Bonafede, le scarcerazioni decise dai magistrati in autonomia, i nostri decreti prova di fermezza. Il centrodestra, ministro inadeguato, si dimetta. 600.000 mascherine senza certificazione importate illegalmente dalla Cina, sequestrate a Torino. 2 imprenditori cinesi denunciati, gestivano un business da 5 milioni di euro. Oggi è la giornata mondiale degli infermieri, a loro la benedizione di Papa Francesco a Santa Marta, esempio di eroicità, alcuni hanno dato la vita. Esce in Italia il nuovo libro di Stephen King, Se scorre il sangue, a causa dell'emergenza Covid, e il maestro del brivido l'ha presentato a distanza. Buongiorno dal TG2. Non si sbroglia la matassa del nuovo decreto rilancio.